Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. È sempre difficile secondo me giudicare l'arrivo di un qualcuno, che sia allenatore, giocatore, qualsiasi cosa, prima di poterlo vedere. Però vi posso dire quelle che sono alcune delle mie idee. Ritengo che per la serie cadetta Fabio Liverani sia un ottimo nome a livello di mister. È stato autore, secondo me, di un'impresa, ovvero quella della doppia promozione con il Lecce dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A. Però c'è anche da dire che quella squadra aveva degli ottimi nomi. Adesso non vi so dire bene i nomi che c'erano dalla Serie B alla Serie A, forse Mancosu sicuramente, Pippo Falco probabilmente. Però è una squadra che poi in Serie A si è andata a rinforzare parecchio con i vari Rispoli, che comunque è un giocatore d'esperienza. Eh, Henderson, se non mi sbaglio c'era anche Henderson in Serie A, che non giocò per niente male con il Lecce. E Barak fu una sorpresa impressionante. Poi ovviamente la Padula in attacco, che è una bestia nera per noi e ce lo ricordiamo tutti la partita con Lecce. Ma tra l'altro aveva anche un giocatore che io personalmente adoro alla follia e che secondo me è estremamente sottovalutato, che è Riccardo Saponara. Comunque era una squadra allestita bene e l'ha saputa far rendere, nonostante poi il Lecce sia retrocesso in Serie B. Secondo me è retrocesso con estrema dignità. Estrema. Quindi, seguendo il ragionamento che stavo facendo prima, è un po' difficile per me giudicare. Posso dire cose ovvie, che comunque, appunto, Liverani in Serie B secondo me è un allenatore di tutto rispetto. Però mi vengono dei dubbi se si vuole credere che il Cagliari abbia in mente un progetto e Liverani possa essere l'uomo giusto per avviare questo progetto, perché in fin dei conti dobbiamo dircela questa verità, che il progetto fino adesso non è mai nato. E appunto ho dei dubbi per quanto riguarda Liverani come uomo che possa farsi pioniere di questo nuovo progetto del Cagliari a partire dalla rifondazione. Sotto questo aspetto un nome come De Rossi mi sembrava un po' più intrigante. Per carità, una nuova leva, non ha mai allenato il Cagliari, sarebbe stata la sua prima esperienza, tutto quello che volete, ma è un uomo che conosce estremamente bene il campo. Ha giocato competizione europea a go-go, ha vinto un mondiale, ne ha disputati altri due, quindi ne mastica di calcio. Non che Liverani non ne mastichi, parliamoci chiaro. Però se vogliamo parlare di rifondazione e di creare un progetto, il nome di De Rossi mi sembrava più azzeccato. Ovviamente non disdegno il nome di Liverani, però bisognerà avere degli accorgimenti importantissimi. Il primo tra tutti è quello di creare una squadra ad hoc per l'allenatore. Una cosa che non è stata fatta negli ultimi anni. È stata fatta soltanto il primo anno di Zeman, quindi il primo anno dell'era Giulini, però con alcuni accorgimenti, ovvero un afflusso non indifferente di giocatori provenienti dalla primavera dell'Inter. Per il resto degli anni non credo sia stato fatto un mercato all'insegna dei dettami tecnico-tattici dei vari allenatori. E questo è il momento di incominciare, anche perché adesso siamo in Serie B, un campionato difficilissimo dove vorranno tutti salire in Serie A e dove tutti saranno estremamente attrezzati. Quindi non è il caso di farci trovare sprovveduti. Cosa intendo? Intendo che se tu hai bisogno di una prima punta, non mi puoi andare a prendere Keita Balde l'ultimo giorno di mercato solo perché si stava svincolando dal Monaco. Perché Keita è un ottimo giocatore, nessuno lo mette in dubbio, però non è una prima punta e nel Cagliari ha costantemente giocato fuori ruolo. Ecco quello che intendo. Mi intriga anche il fatto che ci potrebbe essere per esempio un altro giocatore fondamentale per quel Lecce, il ritorno di Mancosu, che con Liverani ha sempre giocato estremamente bene e in Serie B potrebbe ritornare al Cagliari. Tra l'altro ha giocato l'anno scorso alla SPAL,
che se non erro si è sempre barcamenata in situazioni non poco piacevoli in Serie B l'anno scorso, e quindi secondo me un ritorno a Cagliari potrebbe fare bene a noi e potrebbe fare bene altrettanto al mister, perché è un giocatore che conosce e di cui può sfruttare appieno le potenzialità. Anche il modulo, io ne ho lette varie, perché sinceramente non so con quale modulo giochi Liverani. Sono andato a cercarlo e ho visto che comunque stiamo parlando innanzitutto di un ritorno della difesa a 4 e grazie a Dio, non vedevo l'ora, di un centrocampo a 3, queste sono le due cose che do per scontato, e poi bisognerà vedere, perché ho letto 4-3-1-2, che è un modulo che a Cagliari è molto amato, molto anche inflazionato, però non fossilizziamoci soltanto su un modulo, perché nelle partite si giocano diverse partite e quindi un modulo può essere utile in un certo momento della partita e un altro per un altro momento, quindi però è giusto tenerlo in considerazione, specialmente con l'arrivo di un giocatore come Mancosu, che secondo me sulla tre quarti potrebbe fare bene, però magari l'età si potrebbe arretrare si potrebbe arretrare a centrocampista centrale. Ho letto anche di un 4-3-2-1, quindi il modulo ad albero di Natale con due trequartisti, che è un modulo secondo me difficile da poter sfruttare, non tanto per il modulo in sé, ma per il fatto che sta diventando sempre più difficile trovare dei trequartisti. E un modulo come questo ti spinge ad averne almeno 4 in rosa, perché 2 titolari e 2 di rimpiazzo. Avere 4 trequartisti in una sola squadra secondo me potrebbe essere difficile. E poi un altro modulo che è uno dei miei preferiti, è uno di quelli che mi piace tantissimo, che è il 4-3. Per esempio io sono, tra virgolette, uno zemaniano, perché a me piace molto il 4-3 con il vertice basso a centrocampo, con il classico medianone e con le due ali, estremamente offensivo come modulo, però potrebbe avere dei risultati solo, e ribadisco solo, se verrà fatto, scusate, un mercato oculato, prendendo dei giocatori che siano innanzitutto adatti alla categoria, quindi adatti alla Serie B, e B, che siano utili al gioco che vuole sviluppare il mister. E su questo sarà importante la collaborazione tra Capozucca e Liverani. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'arrivo di Liverani, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!